Un problema emergenziale merita una risposta d'emergenza, quindi l'idea è quella di mettere in piedi uno strumento giuridico, legale, che ha questa forza. Io ho pensato che sia necessaria un'ordinanza sindacale per l'igiene pubblica, la salute pubblica, la salvaguardia quindi di una catastrofe ambientale che, voglio ricordare, a Cabras nel 2000 avvenne con la moria generale, la morte dell'intero ecosistema stagno. Si tratta di togliere i fanghi che tappano i canali di ingresso e uscita dallo stagno. Sappiamo quali sono, sappiamo anche le risorse di cui necessitiamo, possiamo utilizzare, a valere sulla ordinanza, la possibilità che l'ente consorzio di bonifica possa collaborare e costituire proprio un braccio armato che in brevissimo, io penso che in un mese riusciamo a fare tutti gli interventi se ci impegniamo, mette in piedi l'intervento concreto pratico su una progettazione che è quella che noi mettiamo a disposizione come Comune di Cabras, però ci vogliamo avvalere comunque di un apporto scientifico. Io ho già chiesto l'intervento con un accordo di collaborazione che voglio mettere in piedi con l'IMC, con quindi Sardegna Ricerca e con il CNR, perché ci occupiamo tutti insieme, ruolo per ruolo, di questa grande partita che è il salvataggio dello stagno di Cabras. Qual è il ruolo del Consorzio di bonifica? Quello di realizzare concretamente gli interventi per i quali ha o sta per ricevere i denari finanziati dalla Regione Sardegna.